5 Company B. And when he played boogie woogie bugle, he was dizzy as a Mississippi. And when he played, he made the company jump ahead to the bar. Here's the boogie woogie bugle 5 Company B. Diddly-yada, diddly-yada, do-do, another day to the bar. He kept blowing up if the basic guitar isn't with him. And the company jumps and he was readily. Here's the boogie woogie bugle 5 Company B. Non capisce niente e non è buona proprio a niente. Oh, mandate, signore! Feliciello non si è ritirata a casa! No, signore! Ancora no! Sono le 5 e mezza, ancora si è ritirato! Ma che bello! Ma faccia santi pure! Cioè, ma faccia santi! Signore, scusate se vi dico una
una cosa, ma voi non vi da pigliare troppo collera? E che sta maniera carita malata? È meglio che Carmatto, è meglio che amore. I sapi che non mi la faccio. Oh, io non mi aveva sposato da voi, perché io sapevo che un marito come Achille non lo trovavo. Tenete 10 anni più a me, però mi volevo bene. Sei sempre a tornare a mare. Chi invece se ne va fuggendo per mano, guarda. E chi perché è assai più giovane voi, è simpatica, graziato. Più giovane assai, ma lui so. Chi lo prende meno a me e le tende no, è studente. Mi sta grande differenza, non già dico. L'unica differenza fra me e se vuoi sapere qual è che io sono tutta fugosa, tutta amorosa, tutta passionale. E io sei fredda e muscia indifferente. Questa è la differenza. Io però saccio che non felice non fa una cosa se non chiede prima permesso a buia. Ma per forza! Mi ha 5 anni che ci siamo sposati. Io non ce l'ho già fatta via sta libertà. Io sto con vuole. E se non mi sta a sentire, io sentimento terribile. Mamma mia, e poi ci stanno gente che si lamenta sempre, fanno questione una continuazione che i mariti fanno questione. Aglio che sta venendo una concetta, prego accomodate. Se non sto ferma ne mantenere a parola. Ecco, per forza. Non c'è più la volete fare, stanno vicino ai case, se non sfogo pubblico, piace a sfogare. No, non ti preoccupare. Ma che? Hai fatto questione con mi dai? Non mi filo più lo sopportare. Quello si è fatto un uomo impossibile. Sempre in da casa, sempre in da casa. E issa poi fa quello che le pare e piace. Io ho obbligazione a zia, ma che per forza mi volete far sposare. Gli architetti hanno una bella professione, hanno un bello gioco. Pigliatil, e tanto me ne itta fino a che non mi hagi sposata. Ho vedete, signor, e voi pragnate erano felici. No, Felicielli mi per non è così. Che non va a parte, se non ci vado pure io. Non esce con l'amici, se non ci esce pure io. A verità, e poi sono io che mi spassi in gioco. E questo è che le cacchio mi fa passare il nervo, perché riga così, ma come che sono figliola, a già essere trattata di questa maniera. E una femmina avanzata ha avuto avere la ciotta. Qua non c'entra la femmina avanzata. Quando non mi va bene la moglie, non già vado a coccanne più. Tieni, coccanne più. Quella di una rina ventina d'anni più è isso. Quando fate malamente, anzi, e ti faccio vedere. No, non mi stai, la tua verba. E tu permetti questo Donna Concetta, voi qua state. Che piacere. A quest'ora. Facci pazienza. Che è la mosca a bocca? A quest'ora, Facci pazienza. Ho fatto tanto per dire che con Nicola Pendone, quello che venne a pittura, l'abbiamo fatto una questione terribile, vero no? E quello per forza si è avuto a cantare, diceva, io mi sto pigliando tutti i clienti che si crea, lì, ma voi così, ma scusa, voi vendete prodotti vecchi, scadenti. Ormai c'è sta Ratti e Paramatte che vende dei colori che sono eccezionali, e noi andiamo là. No, ma voi così mi facete chiudere la bottega, io che poi questo lo faccio fare un fedente paliatore a me. Un fedente paliatore a me. Non ci ho visto più, non ci ho visto più. Ha detto Nico! Ma vado in coppa a questura e mi faccio la denuncia e voglio vedere. Così per piacere. Scusato, figli, ma che te ne si colore Paramatte? Non so come colore antico. Avrà ragione, non so come colore. No, sono colori diversi. Se quando fai, ma amore Dio, che è carino. Portalo, E questo è un Munignano o Puparuola? Marola, cretina, sono colori latte e paramatte. Latte e paramatte? Insomma, paramatte e pace, capito? Porta la zita, va, scemi ueghe, va. Sono colori moderni.
fatti di un'altra sostanza, come faccio a spiegare? Il rosso, per esempio, no? Il rosso, per esempio. E il rosso di Ratto e Paramatto, un colore moderno, è un rosso che mi pare un Vesuvio o fuoco, sapete? Che la lava che dà calore, che un fuoco. Invece il rosso antico è anemi, che ci manca proprio, c'è tutto il globulo bianco, sta proprio niente. Pure il nero, per esempio, il nero è vellutato, è caldo, è sensuale. Il nero antico invece, sì è nero, ma sta sempre bianca sotto, però nero. Voglio pittare, insomma un pittore non se lo vede bene, invece con questi colori moderni ogni pannellata è un piacere. Invece qua è pitt, non può, che è pitt, che stai, che ma fa. Come dire, purtroppo sono le cose moderne, le macchine moderne che sostituiscono le macchine vecchie. Eppure in macchine vecchie che se ne fanno? Che se ne fa, che se ne hanno a fare? C'è trim, che mi fa? C'è trim. Ogni tanto una pannellata, la mettiamo un po' per voi, e gli ammannanza. E voi? Tutto a posto, sì, Don Michele? Ah, non me ne parlate. Io ogni giorno maledico il giorno che mi hagi sposato. E perché? Ma scusa, tu ha visto passare in allegria, quello che una bella giovane, una coppia giovane come voi, ha visto va correre, ha visto a ballare, ha visto a divertirvi sempre, vicino alla porta, ha visto passare sempre, lui sei alla porta. Non è a parte la signora! Volevo fare un vestito come un giochetto d'aglia. Sì, Ah, subito allora, vengo. Tu sei! Portate i giochinari, dove? Prego, donna Andiamo, Concetta, andiamo, venite con me! andiamo. Va, Bugetti, ma vengo pure, Va, Beghi, non ti preoccupare, tu va a pittare là, poi non Beghi, Sì, State va, un po'. va. State un Con po'. piacere, va. Mamma mia. Uai! Da città tanta volta non fu un cosa che agenda. Ma perché che Perché io sapevo quali io next. Da piglia schiaffa. A me! Tu piglia schiaffo a me! Tu piglia schiaffo! Ma perché? Ma perché sta paura? No, che come, ma non sto facendo niente, perché mi piglia schiaffo? Ah, ricordati Sì. che mia nonna era spagnola. E i spagnoli in coppa gelosi sono terribili. Io quel sangue tengo nella testa. O sai, Falò, come mi chiamavano quando ero piccola? A vuotare. Falì. Come ti chiamavi? Falì. Quando ero piccola, Ecco. mi chiamavano Aspira Fundò. Falì. Aspira Cessa. A spagnolotto. Come ti chiamavi? A spagnolotto, Falì. Perciò, combattono buono, perché sennò... Capì, Falì? Spagnolotto. Falì. Spagnolotto. Ale! A spagnoletto. Ma va, fammi la pippa pirata a spagnoletto. Ma sei pazzo, mannaggia miseria. Intanto invece ogni concetta si fa sempre più bella. Peccato che è la moglie di un amico, perché la verità, una Buongiorno, pennellata me la farei. Grande amiche, Mia moglie sta qua? Sì, sta qua. Lo sapevo. Lo sapevo. Arrivate solo. Ma perché mi ha appiccicato sei? Sei venuto a lamentare? No, vabbè, ma si è capito che... Si è capito, Feli, quella donna è in esagerazione. Ma perché? È troppo capricciosa, è troppo esigente. Ma che sta? Feli, tu lo sai, io mi sposai pensando di stare tranquillo, Eh. pensando e mi riposai in da casa. Mi sposai pensando di mi pigliare una femmina che avesse voluto fare la moglie. Beh, perché non fa la moglie, scusa. Ma chi, Feli, quella si è sposata per tenere il marito a disposizione sua. E mia. mo uscì, e mo si può divertire, e mo voglio a teatro. E posso mai fare questo? Posso mai fare questo? Mi devi credere. Io a volte torno a casa stanco, accesa e fatica, con l'unico desiderio di mettere 5 minuti sul divano. Feli, 5 minuti! 5 minuti per me leggere un giornale. Ma chi?
Ah, chi è il momento che sta da parlare? E parla la mamma, e parla la sorella, e parlano teatro, quelli che non è una femmina, è una mitragliatrice. Mamma mia, ragazzi, ma per piacere, tu torna a casa, trovi una bella, trovi una mitragliatrice, quante donne trova la donna cannone, No, ogni ma è esagerazione, a tutto c'è un limite, no? vabbè, ma grazie a Dio, grazie a Dio. Ma perché? Come perché? Ma per piacere, No, Feli, tu puoi dare la mente di tua moglie, no? Che ti portai pure la dote. Perché? Per 8.000 lire di doti niente meno, Però quando ti sono servite erano buone, Sì, vabbè, ma non sapevo, vabbè. che le potevo portare pure in mano, ma che ne sai tu? Tua moglie vattene. E qualche volta ci prova, insomma, Ah, perché è no, proprio questo a violento. mia moglie non lo permetterei, non lo permetterei mai. sì, vabbè. Vabbè, senti, io comunque ero venuto qua per un'altra cosa. Stasera, Luciella, la tua cameriera, potrebbe accompagnare mio nipote Celestino al collegio? Sì, e pensi che ci sta dicendo proprio. Ti prego, perché non ho un minuto di tempo. Mo devo scendere, devo andare dall'avvocato. E chissà che ora si fa là. Poi stasera devo andare a fare una perizia in coppa a Berg e può darsi che ci devo passare tutta la nottata là, quindi sto senza un minuto di tempo. E perché che fa il coppano a me? La perizia? Tuo fare una risata? Hanno detto che su questo albergo ci stanno i fantasmi, gli spiriti. Ci credi a queste Ma si scemo, È l'albergatore che dice che si sentono strani rumori, che la gente non vuole andare più, che vuole togliere il contratto. O proprietario dell'albergo invece dice che questi rumori che si sentono vengono dai lavori delle fognature che stanno facendo. Hanno fatto questione e il tribunale manda a me come perito. Che nemmeno per fare Forse, già sta là. Manca paura, piano a te, mamma mia. Ma si scema lo vera allora? No, Ma che sono fatto una creatura? No, vabbè, però sai come chi è? Sì, Celestino. Ah, ma voi state parlando, vabbè, torno un'altra volta. No, Celestino, entra, quello felice non dice niente. No, ma io sono una persona delicata, so che ragioni cose importanti. Puoi entrare, vabbè, non Felice? vai a Sì, accomodate. Che Celestino? Vieni a zizi, quello felice è un amico. Che vuoi? Accomodate. È che avevo necessariamente bisogno di un libro che non ho potuto trovare. E siccome ieri io sono stato qua dentro, volevo sapere se per caso l'avete visto. Scusate. No, non ti preoccupare, Celestino. Vedi, questo libro. Dove l'avete lasciato? Scusate. Forse qua, forse là, forse su, forse giù, non so. Boh. È un pulissimo sapeva avere. Boh, che ne so, vedete? Celestino, cercalo, non ti preoccupare. Scusate. Ma chi sei scemo? Ma quale scemo? Parli in Ma no, quella è educazione da collegio. Sì, devi vedere che talento che c'ha. No, guarda che scemo, Quello poveretto, non c'ha né mamma né papà. Io però ce l'ho sempre detto. Celestino, studia che tu trovi. La tua? Un libro, che ne sai? Però sta sempre con un libro in mano. La tua, io per male, bravo, Vuoi ti faccio sentire come dici? senti, Celestino, Zizi, dimmi una cosa. Ma tu a chi vuoi bene? Sì, io non metto in scuola, no, non voglio Dove ridere. fa mettere in Celestino, scuola? quello è un amico. Tu a chi vuoi bene? Io voglio bene a 3 persone. Padre, figliuolo e Spirito Santo. Quello fa lo spiritoso. Chi sono queste 3 persone? Chi sono? Voglio bene a mia zia, mio zio e al mio maestro. Bravo. I libri e i quaderni sono i miei amici. La carta e la penna sono i miei parenti. O donne o calamaro. Chi se la che tiene coppa e scrivanica? È spiritoso. Oh, fornito. Celestino, ma senti una cosa. Ma a te ti piace studiare nel collegio? Il collegio è la casa dell'educazione. L'educazione insegna la morale è la madre della virtù. La virtù deve seguire la vita è il compenso della natura. La natura significa bellezza, la bellezza sta nella grazia, la grazia si ottiene con l'educazione si apprende in collegio. Bravo. Tutte sentenze imparate a memoria. Hai visto? La bellezza, la natura nasce dalla bellezza e dalla bellezza nasce chi su cufa natura. Non può piacere. Lascialo perdere. Non lo so Ma per piacere. Voi permettete che mi metto a studiare un po' con qua? Siate assai Tu, giusti. non la retta, studia che tu trovi. Prego. Ma per piacere. Antonì,
Testa. La signoretta che ha dritto perché vuole sapere il vostro parere. Oi, hai visto parere? Io Andiamo. non sapevo parere, hai visto? Ma poi Tu dove ritrovo a vieni? te stasera, va, Lui sei per piacere, quando è stasera, accompagna Celestina al collegio. Va bene, No, a un collegio, le accompagna a un collegio. Va bene. Ti fa piacere accompagnare a un collegio? Sì, sì. Sì. Vabbè, tu perché io Michele tiene che fare. non mi preoccupate, non mi Grazie. preoccupate, accompagnate, non vi Mi spiace. preoccupate. Vabbè, Spera, poi lui ti dice dove ti spiega lui, vabbè. Gli ammazzi Ciao, Celestina. Gli ammazzi di che poi mi ha... Andiamo, se alla quinta di sempre, va, alla quinta di sempre, va. Con Celestina. Com'è simpatica. Mamma mia. E com'è bello i profili. E i prospetti. E spalla. E tutte maniere simpatiche. Buongiorno Celestina. Buongiorno. Stasera faccio accompagnare io con legge. A che ora di mai? Alle 9. Ma così presto veniamo. Non siete stati manco 8 giorni. Non c'è che fare, uè. Bisogna studiare. Lo studio è il primo dovere dell'uomo. L'uomo è nato per la scienza. Sì, vabbè, però ogni tanto bisogna anche spassarsi un poco, perché può fare male studiare troppo. E noi in collegio pure ci spazziamo. Noi facciamo un'ora di ricreazione al giorno. Oh, signori, e chi è la ricreazione? Non so perché è la ricreazione. È la ricreazione. E quando noi non studiamo e passiamo con tutti i compagni. Facciamo la carta, facciamo il palluccello, facciamo i pupazzelli, facciamo la riunione di mosche. Signori, scusate, voi siete rossi. E pazziate ancora che pupazzelli carte. Ah, verità? E mi volesse spazzare in altra maniera. E volesse stare di 15 giorni. Ma non posso. Ha già partito. Noi a sera ci facciamo 4 risate, 2 chiacchiere, vi ricordate? E poi a me, una Luisa, una cosa sola mi dispiace e me ne. Che cosa? No, io mi metto sicuro, no. Non voglio dire. È decisa. E girate va che la parte bottiglia. Dunque, A me mi dispiace e me ne, perché non perché più a buio. veramente? Sì, io mi ero abituato a parlare con voi la sera, senza suggezione, a mi spassare poco. E pure io. E poi, ma Giuseppe mi scordava di dire una cosa. Che cosa? Decida. Io volevo sapere, sì. Io volevo sapere se mi faceva... Se mi faceva piacere, io mi metto a fare con me. Veramente? Sì. No, Celestino, non voglio mai uscire come a sapere oggi vuoi. E chi ne è uguale? Io la verità, io non ne sto con voi. A me mi sa essere lì perché non può fare. Io mi sento una cosa curiosa, ma non faccio che lei. Io quando mi piglia in mano, io tremo tutto quanto, ma suda. E quando divento fritto con la neve? Io divento fritto con la neve, ma suda, quando divento fritto con la neve? Io non faccio. Quanto passa vuoi? Vedi se sono va. Vedi da qua. Calmatevi. Allora, stavate dicendo? Che voglio bene assai, si può ricordare! Stanno venendo. Ascoltami. Non ci capito, tu cosa vuoi da me? Non ci capito. Niente, non voglio niente. Ma non voglio essere trattato come una sedia. Come la servo? Non me la servo. La gente che sente chissà che si crede, come la servo? Ma non che pazienza. Ma che pazienza, ormai non si basta e quando l'ha già tenuta. Disse, prima mi scusa, me ne doveva dire che mi faceva sta vita.
La vita? Eh, Ma che certo. vita fai? Che vita fai? Tu mangi, vivi, si tu accattare una veste da catto. Ma che devi dire una figliola perché sti San Marino? Ma a me come non portano a mangiare? Io a casa mi pure mangiare. Se la buttata bella, ciotta. Io voglio essere trattato come sono trattate tutte in mogliera. E ce ne stanno certe che ti fanno proprio avuto stomaco. Fosse mugliera, ma... E il marito non ne fanno la gna. Tu quando ti vai a spassare devo venire pure io, mi devo spassare pure io. Ha ragione. Ma ragione, signore. Io sono un uomo d'affari, che mi porta la mogliera a pies. Stasera, ad esempio, devo fare una perizia su una bello. Mi porta la mogliera con me. E che figlio? Il bello è che non si ritira manca stanotte. Questa ancora non era sicura, vedi, ancora non era Stasera sicura. non devi dire. Vado a Vai a lavorare. fare una perizia. Sì, porti soldi a casa. Mi lasci sola. Bravo. Ah, ma se fosse a te, mi stesse 3-4 ore lontana da casa. Quasi. Hai capito? Mi stesse 3-4 ore lontana da casa. Ma state accorto che qualche volta che ti faccio qualche brutta scena. Ma dice sempre la stessa cosa. Ma mettete a scuola. No, tu ti metti a scuola e dai la mogliera così, sì. Ogni tanto se ne viene, facciamo buttare scivita. E fate una volta più sempre non ce lo braga. Vuoi sentire? Vuoi sentire? Chi stava pazzendo? Ma che pazzia, Quello non pazzia perché si crede che io sono che non faccio niente. Perché sono una figliola onesta. Ma ti inganni, caro mio, ti inganni. Perché c'è sta qualcuno a cui posso piacere. Ma dove fare una cosa? Trovatil! Pigliatil! Non ce la faccio più! Me credi, non ce la faccio più! Vai che le può! Ma va a te! Non me la puoi giocare! Va a te! Mi fate piangere pure a me, ma che l'ho distrutto, guarda, tu facete qui, non tagliamo, che mamma mia, guarda, ma voi non lo meritate, come posso la panagione così, guarda, no, non si fa. Sì, no, quello non vi merita, sì, perché quello se ne approfitta che voi fate chiacchiere, invece voi doveste fare i fatti, vi doveste vendicare, chi se esce la sera, uscite pure voi, vendicate, gli altri a fare la passione, non si fa così, sì. Chi si riesce? Pure già Bravo, sì, vi me ne dovete devo andare, vendicare, me la già per passeggiata, già sì, così. fate lo stesso, Io sì. volessi fare. Ma io poi volessi trovare qualcuno che mi accompagnasse. Io poi solo che ci vado a fare. Ma non c'è, ma che sta dicendo? Ma quel qualcuno che voi cercate sta qua, sono io, voi siete quel qualcuno? Sì, io che da tanto tempo speravo in questa cosa, ma visto come potete vostro marito, mi slancio lì, ma stasera ce la scimma insieme, ci pigliamo una carrozzella, ci andiamo a mangiare un gelato, andiamo a mare a Fusilli, vietta a mare, in un mare di abbracci e di baci, dite di sì. Non lo so, No, noi ci siamo solo a divertire una Va serata bene, innocente, va bene. una serata E allora innocente, sì, accetto. Allora, Ma a me non me la fotta! Ma voi morite! Io bella, amico tuo! Hai tu faccia a me! Ricordatemi le fotte vuoi! guarda. A me! Vieni da qui e che ne dici niente più! Ma che fa nulla! E poi dice ma ci va! Ma conc'è? Poi ci sta la sarta, va portato vestito Ah nuovo. sì, l'aspettavo. Scusate, è una rosy di chiacchiere, scusate. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, Ho fatto una portata questi 2 lettere per voi. che la famiglia... Aspettore Franco Luigi! Che Cara sa? sorella, ti prego di venire un momento questa sera perché mia moglie non sta bene per niente e ti vuole vedere! Tuo fratello Luigi! È successo qualcosa! Che sta? Vedi! Mio fratello mi ha scritto! Che ha scritto? Che Cara ha scritto? sorella, ti prego di venire un momento questa sera perché mia moglie non sta bene e ti vuole vedere! Tuo fratello Luigi! Vedi, è successo qualcosa! A me io dico... No, ma stasera! No, stasera! E io
sai, no, perché si è appiccicato un po', il frate a te ci vai da solo. Urmeli, e poi rimane solo sola. Perché non torna stanotte? Sì, è una cosa seria. Oh! Feli, lei non fa così. E chi te ma scusa? Guarda, Feli. Cara sorella, ti prego di venire un momento questa sera perché mia moglie non sa bene chi vuole vedere. Sara, successo qualcosa di grave, ce ne fanno Povero Felicillami. Ma no, e non posso far bene, c'è per forza. No, c'è per forza, quella è proprio chiara quella Sei per te, cosa. oi Feli. Cattato. Accattami che? Ciao, Albergo del silenzio, salvatezza e sicurezza per tutti. Via Mergellina 106, 4 camere da 4 lire, servizio compreso. Ma tutti che i è? Ma coffi. così scrivi, ma che è? Ma che mi sa cercare che è pubblicità in Albergo? Feli! Chi ti ha mandato sti carta? Non lo so, fammi vedere. Feli, sei mai stato in casa Albergo? Non sacci E perché ti hanno mandato? non lo Feli? so, scusa, che ne sacci? Albergo del silenzio, albergo del silenzio, è pubblicità, sono due casi. E perché ti hanno mandato a te? Mi mandano a tutto quanto, che significa? Sicuro? Ma non legge pure, però per camere da 4 lì, servizi con me tutti i compotti, mi si pranza a camere separate, 3 primi, secondi, è buono, però, sai? Ma mi sono fotte sti cose! ma Se che mi aiuti a andare a trattare, Feli! E poi non ho capitato, a morire. Ma che ho capito? Ne esiste proprio! No, va morire, ti vai a Ah, si pubblicità. posso cade, non c'è mai! No, è pubblicità, non ti preoccupare, è pubblicità. Sta cagnando di Oh, ma c'è via una carrozzella chiusa! sì, è buono. Tieni, ma come giuracchio! Che sia, tu bevi il ciraso. C'è stato Antonio Raspa, l'avvocato. A che sono, vedi? Vabbè, fallo darsi. Vieni queste carte e portalo rindo, io portala là, fatela sì, signor andando. Ma lo fai da a che sono, non ci capisco. Ma già, favorite che parlo, guarda. Scusa, E me lo c'hai con forza, che non me da scrivere. Metto questa sera che mia moglie che sta bene ti vuole vedere. ci capiamo, Prima che si si non ci azzeccavo proprio stasera. Accomodatevi. Accomodatevi. Grazie. Non c'è bisogno di tutto questo entusiasmo, non c'è bisogno. E là, dove Alice un calamaro? Alice un calamaro. Dove da un felice caro? Non felice caro. Come mai queste parti? Se solo lo toccate, Andando, voi mi fa schifo. se ben vi rammentate, quando facesti i friarillo, Ma quando mi hanno fatto quando veniste a salire, Ah, salire. 8 mesi fa, E che dici, mi hai messo? 8 mesi fa, 8 mesi fa. io vi promisi che vi veniva a potare. E che mi avete pigliato per la pianta? Che ti veniva a trovare. Oh, adesso è passata la processione. Pure, la processione. Adesso ci è data l'occasione. Occasione, E oggi portata la Pummaroli. C'è la prima insalata, Mamma, ha mantenuto la parola. Mantenuto la parola, hai capito? Io sono venuto a Napoli per una fame. Ah, perché a salire non è bene, né fame. Sono venuto a Napoli per un affare. Ah, E mi trattengo qua. Qua, proprio qua. Oh, qua. Cavolo, non ci capisco. 4-5 giorni. 4-5 giorni. Ah, beh, ci fa piacere vostra. Tanto più che tengo con me certi pedalini. Capito come fai? Certe nipotine. Dove state, scusa? Stanno e non ne posso per me. Chi tengo un cupolone? In albergo alla stazione. No, che le stanno fare la porta. Fare la porta. E non si perdono l'occasione. Sono zucculello il sindaco d'oro. Stanno fuori la Stanno fuori la porta. E facete la E che le
sono pipì, sono pipì. Come Sono pipì piene di soggezione. Dite alle ragazze che s'accevessero, no? Ecco, signorina, accomodatevi. Eccole qua, ya. Bene, questo è Saluta, saluta. Buonasera, buonasera. I suoi bambini che si fanno, no, i nipotini che si fanno. sono i vostri ma io non l'ho mai visto, tanto. Perché che sei unito con la tesora? E che le mamme, Stavano nel collegio delle suore. E proprio stamattina l'ha già pilato. Ma perché sei uno spilato? Proprio stamattina le ho prelevate. È vero, è E vero. puntuale, Valeve, puntuale. È vero. Sì, signore, sì, signore. Oh, Nando, scusate se vi faccio una domanda. Ma come mai parlate così? Non capisco, non l'avete mai fatto. Perché si vede che sta un fedendo. Nando, ma che stai dicendo? Quando ci siamo visti era bel tempo. Pulcine, a ballare. Piccere, parlata. Avete a sapere che zio, quando era piccerilla, avete una forte malattia in nerva. Stavo quasi per morire. Ma state buona, ma rimanetta che quando è cattiva tempo, Satanale non può parlare più. Quando poi è una bella giornata, lui parla bene, franco, spedito, come a tutto quanto. Mi volessimo che fosse sempre buona tempo. Che non chiudesse mai. Se non lo farà già. Già. Sicché quindi voi quando è cattivo tempo voi non lavorate, non potete fare. Non faccio quando non ci sta l'oggi. Quando non c'è pioggia. Ecco, quindi solo d'estate voi fate l'avvocato, E sti mappina vi faranno stare molto allegri. Che nipotina vi faranno stare molto allegri. molto allegri. Sì. Vi racconteranno cose ma è prosciutto. Cosa mi è prosciutto, perché fate il saluto. Cose curiose dell'istituto. Sicura, sicura. Lo facciamo fare un sacco di risate. Per esempio, quando cantava la levatrice. La levatrice canti dove? Cantava la levatrice. Quando passava la direttrice. Che dovevate fare? Ma aveva da fare? Benvenuta, direttrice. Vi facciamo riverenza. E facciamo tutti i momenti Quello che ci spetta. E faceteci sentire che culo quando cagate la sera. Saliamo il Fateci sentire che coro quando cantate la sera prima di andare a Trento. Ah, perché vanno a 30? Ma che vanno a fare? Che ne sai? Prima di andare a letto. Noi vogliamo la sapienza che per noi è solo godere. Con la calma e la pazienza si compisce ogni dovere. Noi siamo in questa vita, ombre, niente più. E cadremo nel profondo se ci manca la virtù. Ombre, niente più. 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 Sanza? È tutto insieme. Ogni sera. Mamma mia, Nando, ma ne avessimo assai piacere. Sì, Il problema è che non No, devo fare.
per voi va bene, ma all'ombra del mattino. No, o tenore era con tutta la muniglia. pensa pure tenore, Il favore era per tutta la famiglia. mi dispiace, ma non te ne può E quello si era la caverna, ci portava il palo e il mazzo. Era una caserma, a casa vostra ci portava le ragazze. No, ma voi non capitate cosa? Vuol dire che andiamo ad Albenga. No, da bene, stasera, Vuol dire che andiamo in un albergo. mi dispiace. Ehi, pupazzo! Schiattate il sardagnolo e sciutite il succio! Salutate i signori e mettete un cappuccio! Vabbè, E allora noi andiamo a Rio! Andiamo Andiamo via! Luisella! Luisella, pigliamo la licia con magnesio. Ehi, saluto! Buonasera, buonasera! Buonasera, arrivederci. Mamma mia. Allora arriva lei, arrivederci! Buonasera, buonasera. Ah, si sorda! Non signora, la signora è amica di mia moglie, la signora Galletti, sì. La signora Rosetta Galletti. Signor! Non c'è bisogno che canta la canzone, permettete, ha già trovato un bello posto per andare stasera. Un albergo comodissimo. Scusate, mi sapete dire il nome di qualche albergo? Albergo del silenzio, via Mengellino 107. Ah, classe. Grazie. la Sì, allora arriva a lei, arrivederci. Allora arriva a lei, arrivederci. Si sorda, signora. Allora arriva a lei, arrivederci. Arriva a lei. Luisella! Vieni a mettere una biglietta, me la già Andiamo, Luisella, già amici, il Franco mi ha dato a chiamare, guarda che... Cara sorella, ti prego di venire un momento questa sera perché mia moglie non sta bene e ti vuole vedere. Sarà successo qualcosa di grave. Ma c'è la prima, forza, cara sorella, ti prego di venire un momento. Non c'è una fortuna in sonno! Mia moglie deve uscire tutta la notte, va dal fratello e Michele, ma che tu si va fatto? Ah, se n'è andato senza neanche guardarmi in Non c'è faccia. bisogno da questo momento in poi vi guardo io in faccia! Basta che non ci vede nessuno, Non ci però, vede mamma nessuno, mia. mi vanno a scoprire sotto la giacchetta, non mi preoccupate! Non mi preoccupate. Eccoci qua. Allora, io sono pronta. Ma la vaca? Io me la vaca? Grazie e pagamate! Io me la vaca? Ehi. Io me la vaca? Ah, sì, io no. ho arrivato. Ya, donna Lucia. Speriamo che sia così niente. sì. No, cose niente con che mi ha mandato che la lettera. La giornata a memoria. Cara sorella. Sì, mi ricordo, arrivederci. Se ne chiude. Ma che l'altra è dalla Stasera. Vattene a casa tua. Perché non ci fa mangiare un signore? Oh signore è grosso, si deve fare, ma vai in da cucina e mangia. Tu passa sera ti arredi a casa tua e cani a me. E come? Nessuno si prepara su lì. Questi sono affari che non ti riguardano, signore è grosso, non è fatta una creatura. Allora me la già io. Te ne hai? Arrivederci, Ma buonanotte. rimane, va. Allora rilax, felici. Sì, va. Mi raccomando, sono brave, capito? Posso un caffè, figurati. Arrivi alla cucina, ci sta l'acqua che bolle, si può trovare che passa. Vabbè, sai che sto pensando, ma la verità proprio, ma quasi me ne scelgo, me ne va a caduzzare candela, che a mangiare. Tu sei pazzo! Come vai al ristorante solo tu? vabbè, Senza me! vabbè, E la gente che te lo vede, dice che sicuramente si appiccica. vabbè, ma tu così non prima, già pazienza, tu mi paghi, ma mi Oh, soffri. anche da me si parla al mondo. Le amiche tue non mi muoiono. Sì? Mi scendo, a voi mi scendo, no, sono io che mi sento oppresso. Sì, io. Ma che tu fai? No, per piacere, guarda, felice perché stasera non è serata, No, perché stasera è serata tutto come un Tu buffattone a a me te. me l'hai Sì, detto. signore, Ma io non lo segui, Ma sai che fai? Ma ti chiuderai? Meglio vedere come esce. voi Ci non fa- vorrei arrivare, non facciamo fagli. scherzi. Ti chiuderai, Voi non facciamo scherzi. Vedi, buonanotte. Guarda che sequestri di persone, allora, così leva, allora araba, mannaggia che le vai a usare, e non mi esce, mannaggia la cioè, mi riesco a casa, ecco, mi prendo l'occasione, non sa una nausea, ma faccio lei, ma aiutai, sì, mamma mia, guarda, no,
E se sta poca fa, di questi tempi si pensano ancora in spirito, credono in spirito. E intanto l'albergo è diventato vuoto. A poco se ne sta venendo tutto quanto. Siamo rimasti a poco. Siamo rimasti proprio poco. Solo noi e il maestro di schermo. Uè, come fa? Chi ne fa lezione fino a 10 anni? Se cocca e si scende la mattina non sente niente. Tutto quanto sente nel spirito e chi non sente niente. No, come si fa? Eccomi, eccomi! Mannaggia alla mia mamma! Ma che dai, sto maestro scherma! Questa bottiglia d'acqua, sono 7 che stanno a buttare. E tienici un po' di pazienza. Ma starà facendo l'hanno rotto il buono! Ma non da letto, non è Va buono, va buono! Quelli ci è rimasto, sono avuti a maggiore risultato. Qui! Prego, accomodate. Lei è il cameriere? Di più, io sono il primo cameriere dell'albergo. Dite. Volete mangiare, volete cenare, volete... No, niente cenare, vorrei sapere qual è la mia camera. Io sono l'architetto Michele Galletti, il perito del tribunale. Ah, la camera che spirita. Sì, appunto, qual è? Ma che? Non ci credete? Cameriere, ma voi veramente fate? Ma di questi tempi possiamo ancora parlare dei fantasmi e dei spiriti, non mi fate... Voi non ci credete, nessuno ci crede, ma qua l'albergo è diventato vuoto. Sì, vedremo. Guarda, a me... Cameriere, vedremo, io sono venuto appunto per appurare la cosa, perché c'è chi dice che questi rumori che si sentono sono dovuti ai lavori delle fognature. Ma chi non ha cominciato a mezzanotte, che sentono rumori strani, che succede il putiferio. Sì, vabbè, vedremo quali sono le camere. Allora, accomodatevi. Prego. Ecco qua. E in queste camere i fantasmi fanno conversazione. Pare così dicono. Io non sento niente. E ci credo, non è ancora orario. Oh, e i spiriti sono andati a fare una passeggiata, una camminata. No, e quella è mezzanotte che succedono Ma tutte fatemi tarantelle. piacere, cameriere. Ma di questi tempi, cioè nella modernità, pensavo ancora ai fantasmi. Voi non ci credete. Ma che c'è già credere? Voi... Che fate? E non te ricordo. Ho sentito il rumore. Non è ancora visto? No, non è ancora orario, a mezzanotte. Questo è il maestro di scherma, quello sta facendo lezioni. Sì, purtroppo è l'unico che non ci crede, fa lezione. E finisce presto la lezione. Non vi preoccupate, ma te lo vado a dire io. Vengo un po' la sera, quindi non vorrei così. Sì, ma non avevi paura mo, è più Non ho tardi. paura, cameriere, è all'improvviso. Andate. Se vi serve qualcosa, io sto qua. Grazie. Basta che mi chiamate. Andate. Io sto sempre qua. Andate, grazie. I fantasmi. Chi se ne fu, ci mette paura e se ne fu, lo dico. Io non ci ho mai creduto. Manca quando ero piccolino. No, i fantasmi non esistono. Non esistono i fantasmi, non esistono. Sono i rumori delle fognature. Sì, questo è. Non si sente niente. Madonna. Cameriere! Dite! È nata modo a lezione schermo qua, per piacere. Glielo vado a dire, Non vi preoccupate, state calmo, glielo vado a dire. E mi si può. Venite, la luce, venite, che stiamo proprio buoni. Mamma mia, questa è proprio la becca che fa per noi, vedete? Ma perché vi toccate sta gamba? È perché ha già avuto un mozzano quando mi ha pigliato un po' un ma po'. No, siccome avevo avuto problemi del giardino, c'è una scelta che così mi sono arrampicato. Meno male che se con che se faccio pure, perché so che invece mi acchiappa qua. Ma pure si era un leone. Se mi avesse muzzicato un leone,
E chissà perdevo una serata con voi. Don Feli, ricordatevi la promessa. Sì, vabbè, però ricordatevi che abbiamo detto che dopo cena sì, una piccola Dopo ricompensa. mangiato, Dopo mangiato, ma questo è un prezzo. sì, dopo mangiato. Sta venendo un cameriere, sì. Siamo capiti, un po' di caldo. Cameriere! Cameriere! Buonasera. Di più, io sono il primo cameriere dell'albergo. Sempre un cameriere, sì, sempre un cameriere. Ma domandate, non va così di pubblicità, ma avete fatto pure quasi di tirare con mia moglie, Ma non solo voi, l'abbiamo mandata a tutta Napoli e provincia. Napoli e Quelle provincia. pubblicità. Ma veramente con 4 lire, 3 prime e 2 secondi. Veramente, Tranquillo. Siamo qua due che Però, non mi sembra che la signora vale 4 lire. vale meno. No, di più, molto di più. E beh, allora pranzo, no? Voi mi fate a me. Io faccio fanno sì. Ma faccio fanno sì. Che non lo scordate più. Faccio così. Vabbè, capisci, tutto a posto, una luce, ma ci fanno un bello servizio, sì. Le camere? Prego, accomodate, c'è una bellissima camera qua. Ecco qua. Guardate. Bello. C'è anche il camino. Poi funziona. Adesso è spento perché fa caldo. Funziona pure, bene. C'è un'altra stanza. Una stanza, buona. Molto bello, molto. E ditemi, volete cenare? No, dopo. Molto dopo. Quando volete mi chiamate, io sto qua. Quando volete mi chiamate, io sto qua. Faccia fatta serata. Cameriere! Come andate? Cameriere, io ho pensato, visto che i nostri amici non ci sono, mi vado a fare una passeggiata. Può darsi che li incontro per strada. Chi si mette a paura non pensano più, così che. Vi siete messi a fumare? Sì, ogni tanto sì, perché a casa mia non posso fumare, è vietato fumare, stanno i cartelli per tutte parti, mia moglie me lo proibisce, allora quando esco io una fumatella ogni tanto, ma faccio, Ma state appestando tutta la camera. è lo sfogo, ma sapesse che piacere che ho avuto di stare qua con voi questa sera. Ma vi posso fare una domanda? Come? Ma com'è che vado sposata anche la vecchia? Marina, non mi facete ricordare, io mi dovevo rompere le cosce che la mattina. Poteva acchiappare a voi, sarei stato l'uomo più felice di questo mondo, e invece no. E io, la verità, prima con vostro marito ci tenevo più amicizie, ma quando hai visto come vi ha trattato l'altra mattina, sono rimasto male, ma pure lo tratto sempre perché poi è architetto, mi fa un servizio, una cosa, però non lo merito perché voi meritate di più, voi meritate molto di più. Ma che bello vestito che vi siete messi, Vi piace? È un vestito nuovo. Me l'ha già messa la prima volta per voi. È bello, è bello, ma va d'altra parte. Voi pure se vi mettete una mappina ancora, sembra sempre un vestito di seta, e cuocchio, e che naso, e che bocca, e capo da piede di stomaco. Ma che? Ma non vi sentite buono? No, Avete fatto la faccia bianca. E che? no. Ma un poco meglio. Vedete che faccia addosso stomaco? No, mi è passato. No, non ti è passato. Guardate là, vedete fatta la faccia bianca Sì, e vi volete sedere? sì, E sì. posate sto sigaro, Sì, non avete vedete forse- che chilli? È sì, posato. faccio un sigaro, E sedete. Guarda la giacca. Ma fa caldo, È verissimo. permettete che la giacchetta su più fresco così, mamma mia, un calore. Fa un pochino meglio? Sì. Ok. Va meglio. No, mi sento male. Vi sentite bene? E volete un pochino d'acqua? Volete un pochino d'acqua? E poi vi faccio chiamare l'acqua. Aspetta. Cameriere? Come andate, signor? Sì, ha un bicchiere d'acqua signora.
Mami, no, mamma, basta. Così porta l'acqua, tu stai un pochino Grazie, meglio. grazie, scusate, come servito? mia moglie che mi ha messo tutto in cuore, ti capi? Bevete, Poco, bevete. grazie, basta. L'acqua che fa bene. Sì, grazie, l'acqua fa bene. Io volete bere pure No, L'acqua fa piacere i bastimenti a mare. vi fa bene, vi fa bene. Sente buono, signore. Ah, sì, un pochino perché- meglio. non sente cava, che però... Volete pigliare un po' che l'aria fresca? Sì, perché... Venite con me, qua sta Carolina vostra, vi faccio vedere, vi faccio respirare una bella aria Abbiate fresca. pazienza, perché Venite, forse venite. l'aria in questa Dai, stanza... venite. O da qui c'è, ma vengo, un momento, scusate, però poi ripigliamo da dove avevamo lasciato... Ma venite con me, non vi preoccupate. Capite come io non sono abituato a fumare, allora quando fumo... Ha già capito, ha già capito. Non vi preoccupate, qua ci sta una bella scala. Sì. Voi salite tutta quanta. Sì. Dopo la scala ci sta una terrazza. Voi uscite fuori. E da bascia. No, e vi pigliate un po' che l'aria Ci fresca. pazienza, cameriere, Venite, che non venite. fa manco un paccio. Povero signore. O stop. Andiamo. Ma mi sta pigliando la cara. Povero signore, Però non vi proprio un preoccupate. paccio mi fa male. Poveriello, andiamo. Allora, Cameriere, per cortesia, una tazza di tè caldo. Subito. Grazie. Ma che divertimento, mangio una bottiglia a frangoppa. Si mette a fumare, io sto mo. Signora, ecco anche il tè. Grazie, portatevi via l'acqua. Subito. Venite, bambini! Sta bene, non bulleggi sangue. Che bello. Ah, finalmente abbiamo trovato un cameriere. Buongiorno. Buongiorno. Ma chi sei proprio in albergo del silenzio? Perché qua non si vede e non si sente nessuno. Ma voi che dite? Che dico? O a porta sta rumena. Camerieri non se ne trovano. Casi vengono i mariuoli, fanno quelli che fanno loro. Aggiateci pazienza, l'albergo è pieno e quando è pieno questo succede. Sì, ma scusate, chi ve l'ha indicato chi sta bene? E chi me l'ha indicato? Me l'ha indicato Don Felice. Ah, Don Felice, Don Felice! E non capisco perché mi ha fatto un piacere. Ma comunque che volete? Dite, E dite. che voglio? Voglio due stanze, una per me e una per le mie nipotine. Qua, Qua, €3 e metà a questo. Sentite, vi ho detto, l'albergo è pieno, c'è una camera al quarto piano. Un quarto piano. Un quarto No, piano. è troppo sopra per l'amor di Dio. Oh, Zizi, non vogliamo stargli più, se no ceniamo. Io mo c'è una camera di spirito che le manca si affittano male. Sentite, Oui. che sbadata, dimenticavo, ci sono due belle stanze Ah, che sì? fanno per voi. E fatecele vedere, che Prego, aspettate. prego. Quindi potete, forza, fate spazio. Fate spazio, prego, da questa Qua. Qua, proprio qua dimenticavo. Guardate che bella. Questa è una stanza che penso che va bene per Questa voi. va bene per me, sì, Singola. questa va bene per me. Poi qua c'è un bagno, un bello bagno. Eh. Qua poi c'è una stanza con un bel letto matrimoniale per guaglioni. Va bene per loro, là vi mettete voi, signorine. Proprio Va bene, va Sono bene. contenta, sono contenta. Tutta sta cosa in capo. Volete qualcosa per cena? No, noi di sera non ceniamo mai. non Solo c'è. un bicchiere d'acqua a 4 di noi. Solo un poco d'acqua. Se va buono, subito sarete servito. Un poco d'acqua. Solamente guarda loro, mamma mia che gente. Zizi, come sapere subito quando è buona tempo. Parlate proprio buono, non toppate manco un po'. Hai visto? E come parli presto. Invece poi, quando è una cattiva giornata, povero Zizi, soffre che la mano. Che può fare, Zizi, che può fare? Ma che sta facendo, Felice? Ma mo faccio chiamare un cameriere. Zizi, ma caccia buona tu lume, se no come facciamo? Mo ci magari dice lo cameriere, aspetti, ah. Va bene. Cameriere! Signora! Salve. Ma voi siete la signora Galletti? Ci siamo incontrati a casa di Don Felice stamattina. ricordo, Un maronno, che piace. E state qua, sta. Aspettate. Qui, bambine. Allora sono chiusi che limonella. Bambine, venite. C'è la signora Galletti. Venite. Allora sono chiusi, venite. C'è la signora Galletti. C'è la signora Galletti. Signora Galletti, vi serve qualche Non mi serve niente, grazie. Scusa,
questo albergo. Ah, sì, Speriamo che piacere. si trattino No, bene. quelli sono bravi. Scusate signor, ma voi abitate qua? Abitate qua? Abito qua? No, provvisoriamente. Ah, provvisoriamente. Stiamo cambiando casa. Allora siamo vicini di casa, porta a porta. Voi state di fronte, che combinazione. Guardate. E ditemi signora, se la nostra compagnia non vi disturba, ci tratteniamo un poco qua, eh? No, ma prego, accomodate. Ma ci ne bravo logo, guardate che combinazione. La signora Galletti, guardate che bello. E ditemi, voi siete amica di Donna Rosa, la moglie di Don Felice? Sì, siamo amici, però non tanto stretti. Io conoscevo il primo marito, era cliente mio, sì, che brava gente. Quelli ci avevano invitato a stare con loro, ma eravamo in troppi. E ditemi, ma siete amici stretti con Don Felice? Avalì! Onde Don Felice caro! Don Antonio caro! Ma che facilità che si No, parla? voi che facilità che si parte! Stavamo parlando proprio di voi, di che stavamo parlando? Di Don Felice. Di Don Felice! Buonasera! Buonasera. Sono tu da passare a casa di prova la Ma che combinazione. Salutate a Don Felice! Buonasera! Scusate! La combinazione la Ci trovavo cattuato una concetta! prima guardate una curiosità, proprio una curiosità così. Ma che chiate camerano senza la giacca? Ah sì, ah giacca! Ma che combinazione! Mentre stava camminando, ha acchiappato la sacca vicino a un lampione, si è stracciata, ci stava una sartoria aperta, ho detto per piacere, mi cucite un po' e gliel'ho lasciata, mentre dico Guarda, devo capirla. sei sfondato, vabbè, sei sfondato. Vabbè. Sì. Caro Don Felice, come vedete io sono venuto nell'albergo dove voi mi avete indicato. Come vi ho indicato io? Stamattina lui mi ha detto di venire qua. Ma quando? No, quando io vi ho chiesto me ne stavo andando, gli ho chiesto un po' lì, mi ricevete qualche albergo? E voi tutti zitti mi avete detto ci divertimmo, non vi preoccupate, là si sta buono, una bella scenetta, cosa, albergo del silenzio Vergellina 106. E io ho preso proprio, a vola, ma voi dicete una cosa, quando si parla qua, quando si parla, con il cappello? 20 righe a letto. Ah, ogni 100 grammi, è buono. 20 righe a letto. Ogni 100 grammi, ogni 100 grammi, 20 lire a letto. No, a letto, a letto. Quindi gli adughi, e facete 20 lire a letto. Signor, no a letto, a letto, 20 righe Ah, a letto. 20 lire ogni letto. Niente di meno. È troppo caro, allora ci vediamo. Aspettate, mo chiamo il cameriere. Cameriere, Come andate? venite un attimo qua. Oh signor, come state? L'aria vi ha fatto Ma bene. chi mi conosce? Vi ha fatto bene proprio, vi trovo meglio. Risponda al signor, chi mi conosce? Sentite, volevo sapere quelle 2 stanze che mi avete dato, quando mi fate pagare? Quando vi facciamo pagare? 12 lire la grande, 8 lire la Ah, piccolina. allora 20 lire tutto. Quando sei inaugurato, tanto si pagava. Desiderate qualche altra cosa? Una candela per piacere. Un po' a candela, mo. Vabbè, allora penso che dobbiamo togliere il disturbo. Come lo va come a questo punto. Guardate la combinazione, anche se lo sapete, ci hanno comprato tutte e 3. Che combinazione. Quindi ragazzi, salutate la signora, forza. Signore, tanto piacere, tanto piacere. Brava. E che fate? Ve ne andate e non salutate Don Felice. Salutate Don Felice. Buonasera. Ah, fa mucca. E allora noi ce ne andiamo, signore. Non abbiamo il disturbo, signore, qualunque cosa. Io siamo vicini di casa, se non volete. Se non lo posso pagare. Che brava donna. Arrivederci, buonasera, salutando a Don Michele. Salutando a Don Michele. Guardate la combinazione, non volete. Vabbè, e allora è cantata questa combinazione. Io me ne calo. Io me ne traso, Io me ne calo. Io me ne traso, ma voi ve ne calate, però, un po' me ne traso a qua. Io me ne calo. Io me ne traso. Sì, voi là. Io a qua. Si me ne calo. Io me ne traso, allora. Allora voi... Sì, voi... Io Sì, ci ne trassimo pure noi, ma proprio ci cuccammo. Vabbè, ma
facile bravo, facile bravo. Sì, però qua stiamo scuro, dateci la candela vostra. Ma non la vedi, mo non c'è la che dice lo cameriere, non ti Sì, preoccupare. però che bella Mi stanza, è piace. comprata. Visto, no, non ti preoccupare, mo magari il cameriere e ciò dico. Va bene. Cameriere! Oh, volete? Dondò! Me ne siete calati. Sono venuto per voi, una cosa urgente, sì! È successo un fatto terribile, Che è stranissimo! successo? Oggi fate scala 4 a 4! E come mai? Perché è una cosa... La moglie dell'albergatore è incinta! Moglie la... Cioè voi siete venuti a 4 a 4. E mi è venuto a dire che la moglie... Ci voleva, qua ci voleva. Ah, ma che me ne fotte a me? E che me ne importa a me che la moglie dell'albergatore è incinta? Mi venite a dire a me? Così da avvocato! Perché già fa? Il foro! Ma chi se non è un foro mio? Il foro competente! Ma io sono competente per un altro foro, un foro della signora nata con... Cioè, voi non ve ne fotte proprio che la signora... Avete sbagliato foro. Cioè, un foro che la signora a voi non vi serve proprio a niente. Non è foro Rumi. Io sono vicino a 4 a 4. No, non è competenza mia, è un altro foro. Io tengo un foro mio, la signora tiene un foro suo, avete capito? E noi che questa foro sono stati... Questi due... Signor, scusate. Ah, la candela, grazie. Vabbè, e allora io... Allora voi... se voi... Me ne calo. Ma voi me ne calate, vero però? Sì, voi da sì, Io me ne vado a qua. Vabbè, quindi non vi interessa a voi... No, avete pigliato proprio in un foro penale. Quindi io fuori qua, fuori là... No, ancora là. Fuori alla porta. Allora io mamma zecchi. Ma voi attaccate però. Allora... Scusate, No, ma io mi invento però. Allora voi... No, perché io... Ma voi... Statevi bene. Io vi sto aspettando perché voglio sapere come sta. Ma che te ne fotte a te? Ma perché mi prendo premura per Ma non voi? devi chiamare pure me! Ma mi fa piacere! Pensa a te che può morire subito! Ma pulite! Eccoci qua. Eccoci qua. Sembra che l'uno dei nostri amici si stia avvicinando. Così pare. Poi che dite, sono ritornati dalla passeggiata? Penso proprio che siamo quasi... Vogliamo andare a vedere? Certamente. Andiamo a vedere. Ma mi sembra tutto uguale a prima. Tutto tranquillo. Tra poco sentiremo, tra poco vedremo, tra poco sapremo. Allora facciamo una cosa, io ritorno un attimo giù perché ho dimenticato una cosa e subito io risalto. Benissimo. E io vi aspetto. Allora c'è ancora un po' di tempo, va bene. Vi aspetto. Vestitevi gli ammoncina. No, mamma mia. No, ce ne dobbiamo andare. Io questo trovare la paura. C'era mai, ce ne dobbiamo andare. Mettete la giacchetta e andiamoci le pigliare. E pigliate con un po' che te. Forza, pigliate. E muovete. Fitte là, troppo fitte in colpa, ci pigliate, fitte in colpa, un po' di cazzo, fitte in colpa, ci pigliate, aspettate un po' di tempo. Mamma mia. Posso stare in camera di creatura a mi spiegare, fammi vedere. Ah, qua ci stanno pure 2 cicli, questo è un buon albergo, ci sta tutto. La spazzola, l'acqua, pure 2 cicli, ma me ne fumo uno, ma me ne vado proprio là dentro, magari non do fastidio, ma anche in creatura, ma leggo un giornale e poi mi vado a qua. Allora, ci avete ripensato? Volete rientrare? Effettivamente sono un poco stanco. Entriamo Allora, ci siamo fatti una chiacchierata, è passato altro poco di devo tempo. dire la verità, sta Venezia non ci voleva proprio stasera. No, come mai? Come Sono mai? stanchissimo. Vabbè, cameriere, come vedete qua non si sente niente. Tutto Ci tranquillo? sei... Andiamo a salutare. Ci credo. Forse ci sentiamo più tardi. No, aspettate, cameriere. Che succede? Io qua avevo lasciato 2 sigari. Mo ci sta solo un sigaro. E la bottiglia era con un laggio mi secca. La cannella!
Allora, Chi è stato? in questa Chi è entrato? non è entrato nessuno. Come vedete, allora comincia a succedere qualcosa. Vabbè, e i figli, e i spiriti stanno andando così. Oggi capito che razza di spiriti Ah, stanno. non si mettete, non ho toccato niente. In questa stanza non ci sta nessuno. Arrivederci, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, cavaliere, buonanotte. E che cosa scucciamo? Guarda che tengo pure fuori. Ma me levo sulla giacca e mi metto vestito. Ce ne devo andare? Non sto cappello lì. Dove sta il mio cappello? Come dove sta il mio cappello? Guarda, ce l'ha lasciato un po'. Ragazzi. Vado scusa tuo cappello, mi compro per là. cappello. Gli ha più cappello. Ma come me ne vado? Sono una signora senza cappello. E andate a prendere il cappello. E muovete e facete un brezzo. Aspettate, madonna mia. Spero non morire, chissà chi dai è la donna. Già, hai capito? Mamma mia. Ma poi facete un brezzo. Tanto mia moglie si può mai pensare che sto per caso. Don Celestino, come vuoi sei? Allora, non c'è. Non posso salire. È perché siamo nel Celestino, come vuoi sei? Non ho capito. Celestino, noi ma sai che cosa facciamo? Chiamiamo il cameriere e gli diciamo che vogliamo cenare. E poi dopo ce ne torniamo a casa. Diciamo che abbiamo trovato il collegio chiuso. Quindi ce ne abbiamo dovuto tornare a casa. Bravo, lui sa la mia, stagione. Zuccarello mia. Che chiamo tu, cameriere? Chiamamolo. Cameriere! Cameriere! Comandante. Guardate, in momento scorre, che c'ha già. Buonasera. Buonasera. Allora, io stasera sono andata a prelevare mio fratello dal collegio. Mia sorella. Che bello. Vorremmo cenare, ci potete far cenare? Certamente. E come sono belle fratelli e sorelle. Signor, e vi diamo una camera bellissima, la numero 5. Ah, numero 5? Sì, Grazie. E allora vogliamo da questa andare? parte, sì. Prego. Andiamo, fratello mio. Andiamo, sorella mia. Andiamo a cenare. Andiamo. Zizi, sei dormuto. Non lo volevo fare un bacetto. Zia, dove sta? Sei dormuto. È stato io, andiamoci a cuccare pure lui. Dice buoni, andiamoci a cuccare. Andiamoci a cuccare. Però prima ci a cuccare. Non ci scordare fare quello che facevano in collegio, perché sennò io non posso pigliare sonno. E nemmeno io. E io manco. Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. Ehi, Anna! Noi vogliamo la sapienza che per noi è scolgore. Con la carne e la pazienza si capisce ogni dovere. Noi siamo in questa vita, oltre niente. E faremo le
questo signore, ma dopo lo vediamo. E ditemi un po', signore, voi come vi chiamate? Ah, il mio nome volete? Io sono la signora Ciosciamocca. Bene, bene, la signora Ciosciamocca. Guardia, presto, portatemi qua quest'uomo, per piacere, fatelo venire qua. Ma guarda, ma poi sono un galantuomo, insomma, che cos'è questa cosa? Signore, quale domanda le faccio io? Va bene. Voi, chi siete? Io sono il marito di quella signora. Ah, bene, bene, siete il marito di questa Certamente. signora. E ditemi un po', come vi chiamate? Quello sicuramente ha dato nome come marito, perché che è una buona io sono l'architetto Michele Galletti. Ah, benissimo, voi siete l'architetto Michele Galletti, lei è la signora Ciosciamocca. No. Guardi, tutti in quest'ora, presto, tutti in quest'ora. sono vero, Andiamo, ma non c'è tutti in quest'ora. In quest'ora. Cicci, mi raccomando, che domani io non annanzi a morte, capito? E si vede mogliere avvisami! Mamma mia. Allora, è che tutto. È che tutto, mamma mia. Ah, un borsi rubano vicino a un paccio si è mangiato in mezza coscia. Ah, nautamento di stomaco, giramento di capo, la polizia. Mamma mia, chi mi ha cercato la schiena? Chi è? Chi è? Chi è? O da c'è? E dovete aprire voi? Lo domani io non la porta là. Pozzi, va bene, ecco qua. Che avete messo maniglione con la cosa? Sì, quello è un antifrutta che ha messo mia moglie. Oh, figli, ma che avete fatto con commissario? No, piuttosto che avete fatto voi con marito vostro. Ah, si è ritirato un'ora dopo di me. Io ci ho fatto vedere che stavo aspettando su Mamma mia, che paura, che paura. Mo si è scegato, sta indolente e sta leggiando giù. brava. E io ho detto che ha asciutto perché io ho accattato un bello pelo con capello nuovo. Bene, bene, Lui bene. sei la cameriera, Eh. è venuto qua. Ha visto che non c'è stata nessuna. E è venuto in da me. Io appena l'ho vista. Ci ha regalato quella bella veste che teneva ieri sera. Chissà qualcuno potesse riconoscere. No, ma che cazzino, molto E invece? No, ce le sì, rapazzi. Ah, Celestina. Oh Michele, l'ha trovata a Bascio Palazzo. Ha detto che ha trovato un leggio Oh, con legge chiusa, è da peccufetti con lui sempre. E poi invece che avete È una tragedia, commissario, ma portate al commissariato. Ma come vi permettete, vi travestite? Da me, io sono una persona seria, basta! Domani venite al commissariato, portate i documenti perché dovete essere identificati. chi si guai, chi si guai. Sì, Chi si si guai. Michele ha pure stufato, io sono rovinata. Una cucciaia che le si ossava mia moglie, che le mi scapazzi sotto i piedi. Che succede? Che sta un telegramma per me? Un telegramma per me? Mi raccomando, si vede mogliere, mi hai capito? Va bene, un telegramma. Oh, che sa, figlia Luigi? Attendiamo mia sorella da ieri, perché non è venuta? Mia moglie fosse morta. Feli, ma posso mai dire che invece la signora Sciammucca sono la signora Galletti? Lo Potrà- capisci sì o no? Una cucciaia, ma se questo è vivo ancora, io posso mai dire che siamo qui alla becca, come Ma fa? t'ho inguaiata, ma t'ho inguaiata. Che sono lì? Che sono andando a mogliere la vostra? Che domani io la morte? E io c'ho scritto. Troppo, tu hai capito? E io c'ho scritto. Calma, sì, calma. Buttate la coppa a basso. Sotto là, la cucina, per piacere. C'è stata la tavola preparata, pigliate tutte cose, me l'hanno vinta a E scalzare. perché la gente? Quella che è la mia ultima cena. Feli, va a trovo come va a fornire sto fa. Ammazzato, una cucina ammazzato. I love.
Lucinella mia! Felice mia! Lucinella mia! Come stai? Tu come stai? Ma perché? Felice! Ti dove che tu Che stai a disgrazia che è stata ieri sera! Mamma sta un po' Vieni. Mamma mia, che non fa! Che io dice? Ecco non Ma fa! che io dice? È morta. No! Felice! Non hai idea! Ieri sera, quando me ne attaccò, ma mi viene un bello cavallo! Un bello cavallo. A carrozza con cavallo! Carrozza. Allora siamo camminando tanto bene, tutte e tre. Tutte e tre. Tutte e Tutte e tre. Che significa tutte e tre? Guardami in faccia. Guardami bene in faccia. Ehi, Tutte e tre come? allora, Che dico, te fai? ma no, con te. Che te fai? Ehi, tu Con fai- due volta. Come? Tutte e tre con due uomini. Senti, Eh. o cavallo e un chilo. Ah, tutte e tre, tre animali insieme. Ah. No, ho capito. Guarda, E allora, stiamo camminando tanto bene passando all'uscita. Quando è bella e buona, il quando era un cavallo, pozza pigliare una corsa. Una corsa, la gente che non se ne fuieva. Mezza pensa che aveva niente, che fuieva a destra, che fuieva a sinistra. Ha detto pataturca, quando è bella e buona, che l'ha avuto poi via Catamo. C'è da logo, che stiamo molto a mare. Ah, c'è devo tammare. Oh. E viva se capisce. Caputo a mare. No, vedi, tu facevi questo guai, Allora il ricetto, ma sai che fai? Eh. Ma mi metto in terra! Ma giunta da coppa cavallo e sono chiuso con che sanfrume! Ma soli, ma che faccio? Fammi capire. Non ti ridi, Non ti che non ti ridi, che la gente, lo sangue! Esicchia! So sangue mio, perché va a finire dei sicchi, e sicchi e funduà! La gente me ne va bene, vicino alla fuciacca da me, me ne va bene! Comunque felice mia, sai per quando io non sono morto? Guarda. Feli, io non ti lascerai mai più solo, Ma mai! si da finire. Dai, la gente faceva vicino a me. Capri, te ne capri. Ah, me l'immagino la scena. E sentire così la gente faceva le coprite. Lo so, come sono carucci, certo è che sono carucci. Comunque dicevano, portiamo la casa. Ah, dobbiamo portare. Chi si felice, ma presenta a casa. Felice ci viene una mossa. Tu non volevi perché muore. Perciò, dicetti chi le muore si muovere questa E si ciaccata. capisce. Ma ci dà così, portatemi a casa la cugina mia, abita via via. Sono venuto là, mangiare questo non può. E stamattina me ne sono venuto a per, ma ci piato cavallo, me la Guardate, ma ti fa male sta città. assai, figli, assai. Ti fa male. Figli, viva un bello bicchiere là. Sì, poi va a fontanella, a faccia scuola, che bella, forte. Figli, Come o cavallo praticamente ha pigliato a scesa e è uscito impazzisse e viene ma che cavallo, no? Tu l'hai pigliata a scesa con chiata a mo e bottala a mano, la fanculo, ora è già, la cappillare, ancora la cappillare, guarda. come felice mia, sarà vista brutti su, povero. Io non mi pigliare a una carrozzella, manco si macina. Ma, che so? Che? Mamma, una guardia, buttate sta lettera per voi. No, guardia, mamma. Ecco, ne sa, ci va, vattene no. Commissariato di Pubblica Sicurezza, sezione Chiaia, si invita il signor Scemocca a presentarsi per suo a Albergo del Silenzio, che si trovava la scorsa notte. E li mette caro. Devo morire, non è morto, guardate. Insieme al signor Michele Galletti. Io! Bello! È arrivato sta corte, ma che ruolo? Ma questa carta, ma qui chi diceva la pastorina? Ma che non può? Commissariati di Pubblica Sicurezza, sezione. Si invita la signora Sciamocca a presentarsi a quel benedizione per provare la sua perché si trovava la scorsa notte all'albergo del Silenzio insieme al signor Michele Galletti. Io! Ma chi si sanno bevuto cervello? Mo' oggi capite, mo' oggi capite, tu perciò mi chiusarinda, perché si chiude all'albergo del Silenzio insieme al mio amico Michele Galletti. Ehi! Sì. Senti, ma
conosciuto No, pazzo. non sono pazzo, sono un uomo fortunato, capite? Perché ho scoperto una donna fetigrapa, una donna fetigrapa che mi tradiva e io che la credevo un angelo, la credevo. Io non sono un frigorifero, io sono un angelo. L'angelo, e che si fa? Carta canta. Ma non canta buono sta cosa. No, carta buona, sta scritta così bene. La signora Scioscia Bocca e il signor Michele Galletti. Quando muore? Ma quando Allora muore? fai così, chiama l'amico tuo e domanda Chi è l'amico mio? Michele l'amico. Michele Galletti non è che l'amico mio, capito? Tutto bene? No, tutto bene. Che è successo? Ma che saccio, amico? Chi si dice che è voi, siamo stati in un albergo rosolano. Io pure. Ma che stai guarda come dicendo? basso, cosa sembroio. Abbiate freddo stanotte. No, non sai niente, non sai niente. Vengo da casa. Carta canta. Carta canta. Ah, così state stanotte? Ah. Io all'albergo di Oi, hai visto? Hai visto? Ma che Canta. Michele, non me l'aspettava te. Tu all'albergo del silenzio, si state con mia moglie. Fai un piacere, non te la voglio Chi sei lo scherzo che hanno fatto? Non è uno scherzo. Ma per favore, Sono Ghica che ma amico mio, ma ti pare che non mi aspettavo, non me l'aspettavo. Sotto all'occhio mio. Ma c'è tu! Ma lì ci abbracciamo, dico io. Stai zitta, stai... Oh! Sai pure tu qua, Sai pure tu qua. Tu ne sai niente, No, è veramente io ci devo accompagnare, signora, se vuole far accompagnare poco. Non mi capite porta me come dove la signora. Che devo sapere? Guarda mi faccio, guardami dall'occhio, Tu stanotte a dove sei stata? All'albergo del silenzio. A casa l'occhio, vedi? Vedi? Lei confessa, vedi? Lei tace, però confessa la sua colpa, perché lei tace e confessa. Ma scusate, mi volete dire che è successo? Onna Concè, è successo che vostro marito ha tenuto coraggio, perché ci vuole coraggio, ha tenuto stomaco, perché ci vuole stomaco, e se pigliamo mia moglie e se la portare all'albergo del silenzio. Possibile! Possibile, sì, possibile. Catta, questa è tutta catta, Ma allora scusa, allora perché Michele non l'ha avuto sta carta? Fammi capire. Perché Michele non l'ha Se avuto questa sta carta carta? veramente fosse venuta al commissariato, l'avrei dovuta ricevere anche io. avrei E non ho ragione. ricevuto niente, perché Hanno buttato la carta per Don Michele. E che ci sta scritto, vedi? si invita il signor Galletti a presentarsi domani al commissariato, la sua presenza tale quale. La signora Sciasciamucco. Marco, ma dunque è chiaro, non è uno scherzo che vi hanno voluto fare. E allora negate ancora. Amici, buona tua moglie! E allora non è uno scherzo che avete voluto fare! E allora negate ancora! Ma io nego 100.000 volte! Vai, 100.000 volte! Sì, è vero, sono stato alla Albergo del Silenzio, è vero! Ma come verito che mi ha portato, che l'ha preso? Dove mettere, capito? Sai, posso due, capito? Facciamo una cosa, andiamo al commissariato e andiamo a chiarire. Andiamo al commissariato? No, Andiamo al commissariato. Michele, non fa niente. Andiamo al È commissariato. bellissimo! Bellissimo che qua. Oh, voleva, ci da salvare, ma basta! C'è anche la signora Galletti, la signora Galletti! Mamma mia, che è successo stanotte? Sì, hanno arrestato a me le ragazze! Sì, vabbè, Signora, ma ci deve salvare, non signora! c'è bisogno, non si preoccupa. un momento, Come guardate, perché dopo... E voi come avete fatto? A voi uno hanno chiamato! Andando lì! Perché io non sta da me, ma io sono una persona per bene, capito? Perché voi che lì cose non le Andiamo. Andiamo al commissariato. Andiamo al commissariato. Andiamo. Andiamo. Babbo, basta.
l'uomo tutto cosa mesi, Come basta? Oh, quando un marito dice l'uomo tutto cosa mesi, Ma che c'entri? Io voglio chiarire la mia non situazione. c'è niente da chiarire. Andiamo dal commissario. Non signore, facciamo finta che all'SC. Ma come faccio finta? È con mia moglie che ci crede. Andiamo dal commissario. Non c'è 1, 2, bisogno. 3, 4. Non c'è bisogno, te sto Ma dicendo. come non c'è bisogno? È la Ma mia io- situazione. No, Vuoi andare al commissario? Chi è? A forza, commissario e polizia. Ah! Fallo trasì. Poi vediamo, poi vediamo. Messo. Buonasera. Buonasera. Scusate se vengo a disturbare, sto cercando il signor Michele Galletti. Sono io commissario, sono io. Poi, possibile. Ma guardandolo bene non mi sembrava la persona che ha passato ieri all'albergo. E poi c'avevate anche il viso tutto nero. Io il viso nero. Sì, proprio voi, Michele Galletti. Ma che stai dicendo? Sì. Vabbè, perché mi cercavate? No, perché comunque il commissario capo ha detto di non andare più su in quest'ora, perché si è assicurato che stavate lì a fare il perito e Avete pertanto visto? non dovete più venire. Avete visto? Commissario, però ora sentitevi bene. Ma voi siete proprio sicuri che avete arrestato a me ieri sera? Ah, sono sicurissimo, Commissario, proprio voi. badate a quello che dite. Voi con me avete arrestato pure una signora. Certo, certamente. La signora Cioscia Monca. Sicuro, la signora. Ed è Cioscia- quella signora là. Sta qui? Guardate. Ma a guardarla mi sembra... Non è lei. E neanche io ero quello là. Voi avete arrestato due persone che vi hanno dato i nostri nomi, ma non eravamo noi. Bravo Michele! E questo come facciamo a dirlo? Come come facciamo? faccio? Le altre persone che avete arrestato. I testimoni sicuramente vi sapranno dire chi c'era là. Minchia, fammi tutti. Pivetti c'ha sempre la soluzione giusta al momento giusto. C'ho qui con me la lista dei testimoni. Aspettate un attimo che... Allora, Raffaele Pagnotti. No. Non lo conoscete? E Domenico Faddini. No, E Beatrice Piselli. no. Allora c'aveva anche un avvocato Antonio Raspa e tre nipoti. Ma conoscete? Conoscete? Come sta sta qua? Chiama l'avvocato! Fate venire qua l'avvocato. L'avvocato ci serve. Avvocato, venite un momento, sì. Avvocato, sedetevi qua. Sedetevi. Il commissario mi deve chiedere una cosa. Voi rispondete bene. Avvocato. Rispondete al commissario. Avvocato, non volete stare a sentire un po'. Avvocato, io adesso vi faccio una domanda e poi mi raccomando, rispondetemi bene. Ieri sera, all'albergo del silenzio, voi siete stati arrestati insieme a tre nipoti vostri. Rispondete, non sbagliate. Rispondete pure, con calma. Ora che si chiama da vecchia. E ditemi un'altra cosa, avvocato. Insieme a voi sono stati arrestati anche questo signore e questa signora. Oh cazzo che cagaccia. Ma scusate, ma che cosa sta facendo questo avvocato? Ma cosa dice? Hai visto un cannone che palla? Hai visto la signora che palla? Hai visto la lasagna comune? Commissario Montalbano, quando Non sono Montalbano, quello è un collega, Pivetti sono, commissario Pivetti. quando c'è il cattivo tempo, l'avvocato, come si dice, cagaglia un poco. Cagaglia. E quindi quando parla dice tutte stronzate. Ma si deve fischi che per Basta, avvocato, Minchia, femmina. Pivetti c'ha sempre la soluzione giusta al momento giusto. E fa la soluzione. E mo vi spiego, se l'avvocato non può parlare, di sicuro può scrivere. E anche bravo, avvocato. bravo. E allora lo facciamo Ragazzi, così. ragazzi, Aspettate che poi sono io la casa. Aspettate, avvocato. Allora, scrivete. Piglia la causa da cartarella, piglia, vedi la cartarella. Avvocato, scrivete. Ehi, Ma chi è questo? Venga un po' qua, venga un po' qua. Ma questa è la persona che ho arrestato ieri sera. Ma è proprio lui. Ma così si manca lei. Ma questo c'aveva anche il viso Celestino, tutto nero. Celestino. proprio lui. Ma dico che è lui. Ah! Perciò ieri ho trovato giù a palazzo e ho detto che il collegio era chiuso, E con chi sta? E insieme Con a chi lui c'era sta? una signora. C'era una signora, se mi Lucella! ricordo. C'è la Lucella! Fatemi vedere un po' questa signora. Siamo voi. Signora, venite un po' qua per piacere. Fatemi un po' vedere. È proprio lei. C'è ancora il vestito addosso.
bisogno. Va Oh, bene, commissario. comunque a questo punto avvocato non viene più per scrivere perché mi metti a sotto un altro caso, è tutto finito, Va bene, allora io vi saluto, scusate per il disturbo. Scusate voi, commissario. Arrivederci, Arrivederci. Salutate voi collega Montalbano. Sicuramente servirò, Arrivederci, Oh, mamma mia. Vado a mangiare il polpetto in doppia! Vado a mangiare la scrittura che ci fa! Non andò, facina bella. Arrivederci, avvocato, arrivederci. A Salerno e qua cercate di non venirci più. Allora arriva lei, arrivederci, allora arrivederci, signore. Allora arriva lei, Avete visto? Sei chiarino tutto, meno male. Ora mi credi, ora non mi credi. Tu mi credi che sono un buon angelo. Povero mondo. Dico pubblica Una cucciata, vista? La buia, è andata bene, certo, qualche piccolo indoppio, insomma, inconveniente poteva capitare un paccio, però complessivamente la serata, potevo pure pigliare una rezzerata in altra maniera, Ora cucciata, volessi invitare a tavola a cena, che dite? Però se permettete, organizzo io. Va bene.